Va ora in onda Potere al Popolo. Si torna in onda, si torna in diretta con Sammy Varin, Potere al Popolo, Potere al Territorio, in apertura su tutti i siti. La notizia da Milano, l'inchiesta sull'urbanistica, chiesto l'arresto del re del mattone Manfredi Catella e dell'assessore Tancredi, perquisizioni ancora in corso. Notizia appena battuta dalle agenzie. Ma noi adesso cambiamo argomento e andiamo in Parlamento. Qui Parlamento. Grazie per essere con noi, l'onorevole della Lega Stefano Candiani. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere con noi, soprattutto perché quando si parla di Rai, ragazzi, bisogna guardarsi intorno, perché c'è sempre qualcuno che ti addita: oh mamma mia, la Lega cosa vuole fare in Rai? Oggi ne parla Il Tempo, ne parla anche Libero e pochissimi altri, perché la Lega ha proposto un DDL per riformare la governance Rai. Ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione. Si vogliono cambiare regole per favorire efficienza, autonomia, pluralismo, quindi non è tanto questione di chi ci lavora in Rai, ma magari prima di tutto di lavorare, e già questo sarebbe un successo, ma poi anche di come si lavora. Ma qui mi zittisco. Stefano Candiani, spiegaci di cosa si tratta. Eccoci qua, sì, il tema è proprio quello della Rai. Tra l'altro, l'ho fatto notare ieri in conferenza stampa, il paradosso è che siamo ormai di fronte a una commissione di vigilanza paralizzata perché l'opposizione non vuole accettare la proposta di elezione del presidente presentato dalla maggioranza, fatta da Forza Italia peraltro, e quindi sono ormai 6 mesi che la commissione di vigilanza non riesce a operare. Questo però significa che il sistema è totalmente franato sulle riforme fatte da Renzi nel 2015-2016, cioè quella che allora veniva spacciata come una riforma che teneva la politica distante dalla Rai, in effetti era funzionale all'allora governo a poter controllare il tutto e a bloccarlo, all'allora maggioranza di governo a poter controllare tutto all'interno della Rai ed eventualmente a bloccare il tutto nel momento in cui non ci fosse stata più una maggioranza con loro, cosa che poi è avvenuta. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Cosa ha fatto la Lega? Ha depositato una proposta di riforma della Rai che tiene conto di questa situazione di stallo, che garantisce rispetto alle responsabilità che debbono avere gli organi di governo di qualsiasi società, in questo caso andando a definire le funzioni, meglio specificandole, del presidente, del direttore generale e alleggerendo anche la struttura che oggi si giova e appesantita anche la presenza di un amministratore delegato, peraltro nulla da dire sulla persona, però oggettivamente una figura che ha dei costi anche impegnativi. Noi proponiamo di avere solo il presidente e un direttore generale che rispondono al consiglio di amministrazione e che debbono essere, in questo caso il presidente, approvati con la maggioranza dei 2/3 dalla commissione di vigilanza, quindi con delle garanzie ma che consentono anche di snellire la struttura di governo che oggi invece appesantisce tanto la Rai. E poi abbiamo fatto delle proposte che tengono conto anche del sistema della concorrenza, perché la Rai oggi ha quasi più di 13.000 dipendenti. Se si va a guardare la raccolta pubblicitaria della Rai, assomma più o meno 1 miliardo. Voglio far presente che Google piuttosto che Meta in Italia raccolgono ogni anno più o meno 2 miliardi e mezzo e qualcosina di più da Google, con poche decine di dipendenti. Cioè stiamo parlando di una sproporzione oggi enorme. E quindi su questo bisogna tenere conto e quindi nel nostro disegno di legge ci proponiamo anche di aprire, diciamo, pure ad altre partecipazioni, ovvero di vendere anche alcune partecipate della Rai che oggettivamente oggi sono poco produttive e che potrebbero essere invece di più se sono messe ovviamente nel mercato. Ecco, quindi una proposta che non abbia la sola finalità, come ha fatto qualcun altro depositando disegni di legge, di
avere eletto il presidente, ma che al contrario dia una certezza che la politica si mette alla finestra, ma c'è una responsabilità ben attribuita al presidente e al direttore generale, e che debbono anche portare poi dei numeri e anche un risultato, altrimenti, e questo è un altro tema che resta da affrontare, la questione del canone unita a questa veramente grida vendetta, perché oggettivamente il sistema privato si gode la pubblicità, non ha il canone, ma sta in piedi, anche funziona molto bene. Il sistema pubblico si nutre del canone, raccoglie poca pubblicità e assume troppe persone, non funziona altrettanto bene. Quindi tutto questo è contenuto nel nostro disegno di legge e onestamente è ora anche che si dia una svolta. Una vecchissima battaglia della Lega, mai abbandonata, e chiaramente noi l'abbiamo fatta con voi, l'abbiamo fatta insieme e continuiamo a portarla avanti. Un'ultima battuta, Candiani, cosa rispondiamo? Perché chiaramente quello che vi diamo adesso è un'anticipazione, è un petardo che lancia la Lega e il centrodestra, e poi scoppieranno le polemiche, come se scoppieranno, anche perché anche la sinistra presenterà le sue proposte. È una roba che ci chiede l'Europa, mi par di capire. Senti, cosa rispondiamo a chi si prepara a scrivere sui quotidiani domani Telemeloni ancora una volta di più? Ma molto semplice, questa non è la proposta di Fratelli d'Italia, non è la proposta di Forza Italia, ma quella della Lega. Nulla a che fare con Telemeloni, nulla a che fare con gli equilibri politici attuali. È una proposta che però, ripeto, ha un respiro più ampio rispetto allo stallo a cui si è andati incontro per la scelta di Forza Italia di avere un candidato che non viene sostenuto dall'opposizione, e per la volontà dell'opposizione di non consentire, in funzione delle regole che fece Renzi a suo tempo, alla maggioranza di poter esprimere un presidente. Ecco, questo teatrino francamente è ora di finirlo. La questione europea riguarda delle obiezioni sollevate in sede europea sulla eccessiva presenza della politica di governo all'interno della RAI. Noi lo diciamo, cioè le leggi devono essere fatte, devono essere poi revisionate dopo un breve periodo. È chiaro che qualsiasi legge che dicesse abbiamo risolto il problema della politica in RAI direbbe una bugia, perché la RAI è di proprietà del governo, l'azionista è il Ministero dell'Economia, e quindi qualsiasi maggioranza tende a metterci lo zampino. Con le nostre regole abbiamo delle tutte le garanzie, almeno sul rendimento e sulla responsabilità di chi la deve governare, cosa che oggi tende invece ad essere un po' evaporata. Ripeto, la stessa totale assenza oggi della Commissione di vigilanza dell'operatività, ecco, dice che il sistema di controllo sia impallato. Come l'abbiamo pensato noi, questo non potrà più avvenire. E tranquilli, torneremo sull'argomento, e io ringrazio per il momento Stefano Candiani, deputato della Lega. Un abbraccione a tutti. Ciao, buon lavoro. Qui Parlamento. All'Esselunga dei Single di Milano, un giorno qualunque dopo le 5 di una settimana come tante, e nel frigo poco niente all'Esselunga di Viale Papignano, per fare gli incontri in uno scenario dove può succedere di tutto, come vederti in cassa e più tardi a letto. Sconti, offerte effimere, occasioni, fotografie di vita, condita da nuova adrenalina che mi costringerà a invitarti a cena. E dentro al mio sacchetto giallo, tra lo spumante e le patatine, ci metto l'incoscienza ed il coraggio e il mio talento di attaccare il bottone. All'Esselunga dei Single ti ho incontrata, leggera e distratta, hai preso la frutta col sacchetto in mano da riempire. Scusa, ti posso aiutare? Regola prima di un single che ho imparato: non serve arroganza, occorre pazienza e non cadere nello stesso errore che porta sempre a fare brutte figure.
Sconti, offerte effimere, occasioni, fotografie di vita, vendita da nuova adrenalina che mi costringerà a invitarti a cena. E dentro al mio sacchetto giallo, tra lo spumante e le patatine, ci metto l'incoscienza ed il coraggio e il mio talento di attaccare bottone. È un po' per circostanza, è un po' per fatalità. Mi scopro ad invidiare quella famiglia là, con il bambino che si appende al carrello, la foto di quello che un giorno spero mi accadrà. Sconti, offerte effimere, occasioni, fotografie di vita, condita da nuova adrenalina che mi costringerà a invitarti a cena. E dentro al mio sacchetto giallo, tra lo spumante e le patatine, ci metto l'incoscienza ed il coraggio e il mio talento di attaccare bottone. E dentro al mio sacchetto giallo, tra lo spumante e le patatine, ci metto l'incoscienza ed il coraggio e il mio talento di attaccare bottone. All'Esselunga dei single ti ho incontrata. Non scherziamo, ma queste sono cose importanti, il ritmo effervescente, estivo più che mai, ma l'appello per chi resta a Milano quest'estate e soprattutto è single. Direi che è il caso di farci un giro all'Esselunga di via Papignano. È giusto o no? Francesco Biff, ciao! Buongiorno a tutti gli amici ascoltatori di Radio Libertà, Samuele. Grazie, Buongiorno. grazie per essere con noi, per darci questi bellissimi consigli. Ma non ce n'era bisogno, perché noi l'Esselunga comunque già lo frequentiamo da tempo, ma in particolare quello ha qualcosa di magico. Ma che cosa ti è venuto in mente, Francesco? Una roba del genere non l'aveva mai fatta nessuno. Ma guarda, è una leggenda metropolitana, no? Le famose leggende metropolitane che come dire nel tempo, no? si allungano, che resistono al tempo, resistono anche alle innovazioni tecnologiche, perché poi voglio dire c'è qualcuno che mi ha detto anche se questa Esselunga è stata un po' precursore di Tinder, no? Che cavolo. Come dire. Però diciamo che è una canzone nata proprio dalla voglia di raccontare questa fotografia di vita, no, quotidiana, che poi tutti dobbiamo fare la spesa in un modo o nell'altro, ma in questa Esselunga di Viale Papignano, appunto a Milano, da tanti anni insomma è famosa questa cosa che un single o una single che va a fare la spesa, mette un ananas nel carrello, è un segnale, come dire, di disponibilità a fare quattro chiacchiere, e poi quello che può nascere non si sa. E io nella canzone ho cercato di raccontare una cosa anche abbastanza singolare, ovvero, come si vede dal videoclip che è su YouTube, che una sposa scappa dalle nozze proprio il giorno stesso del matrimonio con l'abito appunto da sposa, e questo single, che sarei io, va a fare la spesa con l'intento di cuccare come al solito, e poi incredibilmente invece nasce una storia d'amore, ecco, insomma. Quindi l'Esselunga è anche poi ovviamente, no, un luogo come tutti gli altri dove possono nascere cose anche di diverso tipo, quindi non è solo la leggenda dei single con l'ananas nel carrello, però diciamo che ho preso spunto proprio da questa leggenda. Mi ricordo quando ho cominciato a scrivere il primo verso, sono proprio uscito con i sacchetti e mi è venuto proprio così: all'Esselunga dei single di Milano. Signori, capite come
si può essere originali quando si è indipendenti, ci sono delle idee che in alcuni ambiti non te le fanno passare perché bisogna fare così, fare cos'ha. Ecco, stiamo entrando proprio, chi ci guarda in radiovisione, stiamo entrando nel video di Francesco Biff, la S dei single, la S è scritto proprio S in parola. Scritto S, sì, perché poi mi piaceva ironizzare con l'iniziale della parola single, ma anche il fatto che comunque la S di S lunghe, insomma, anche per non essere un po' troppo didascalici anche nel titolo, diciamo. Insomma, poi comunque S lunga è un patrimonio, è partito proprio da queste zone, è arrivato in quasi tutte le parti d'Italia, dipende. Senti Francesco, passiamo a te, perché allora tu arrivi da Acri, Cosenza, ma Sì, sei sì, milanese d'adozione, quindi Milano l'hai esatto. sposata davvero. L'ho sposata davvero, sì, ma diciamo che allora io sono arrivato a Milano che ero veramente un ragazzino, ho finito il conservatorio a Cosenza, ho studiato la tromba e il pianoforte, poi sono arrivato a Milano che avevo praticamente 20 anni e in questa città diciamo che mi sono formato come uomo, come artista, insomma, quindi devo tanto a Milano, ma ovviamente le radici rimangono una cosa preziosa e come dire nel DNA. Io sono di Acre, nella provincia di Cosenza, appunto calabrese, e come dicevo in questi anni sono successe tante cose, tante collaborazioni. Ecco, esatto, alcune molto importanti, e la tua tromba ti ha portato a suonare anche in posti importanti, collaborando con Sì. personaggi di primo ordine. Sì, assolutamente, ho avuto la fortuna di far parte anche, chiedo scusa, di un'orchestra anni fa, si faceva l'opera lirica, ma poi soprattutto nel mondo della discografia, delle canzoni, io poi ho sempre avuto questa passione per la scrittura delle canzoni e ho collaborato con Fabrizio Bosco che ha messo la tromba in una mia canzone che è stata pubblicata qualche anno fa. E questa canzone è arrangiata da Niccolò Fragile, che è un produttore di primissimo piano nel panorama musicale italiano, quindi sono molto, come dire, orgoglioso anche di questo, insomma. Anche noi, perché hai nominato personaggi che conosciamo bene e che insomma quando si riesce a farci qualcosa insieme è un onore, ma nello stesso tempo la qualità migliora notevolmente. Certo. Francesco, cosa bolle in pentola? Allora, per quest'estate, chiaramente, signori, se ci state seguendo, dovete scaricare dagli store digitali la S dei single Francesco Biff, o soprattutto condividere il video che c'è su YouTube, specialmente se siete single, ma se avete parenti o amici proprio in Milano, insomma, l'S lunga dove Diciamo andare è quello di Viale Papignano. È un buon consiglio guardare il video. Voglio ringraziare oltre a te e agli ascoltatori di nuovo anche il mio ufficio stampa, Filippo Proglia di Rec Media, comunque che lavora per la mia comunicazione, insomma, e ci tengo molto, è una persona a cui voglio molto bene, sono legato da tanti anni a livello lavorativo, anche a livello di amicizia ovviamente. Bolle in pentola che adesso questa canzone poi vediamo dall'autunno in poi con una band di musicisti, di 4 musicisti, sto mettendo su uno spettacolo dove canto le mie canzoni e alcune canzoni di Francesco De Gregori in uno spettacolo che si chiamerà Tra le pagine chiare e le pagine scure. Urca. Destinato ai piccoli teatri, cosa non semplice di questi tempi, soprattutto per un artista che, come dire, non è sponsorizzato dalle grosse case discografiche, ma non è un problema. La prima cosa è la passione e la voglia di fare, insomma, poi qualcosa succederà. E ovviamente continuiamo a scrivere perché è la nostra passione, insomma. Ed è un'esigenza bellissima che hanno in tanti, anche i nostri ascoltatori, che apprezzano voi artisti indipendenti proprio perché siete liberi. Esatto, la condivisione, bravo, è un fatto, come dire, reciproco, esatto. Grazie a voi, anche grazie al lavoro che fate voi, anche perché altrimenti, come dire,
noi artisti indipendenti non avremmo modo, insomma, di divulgare, far conoscere il nostro lavoro, insomma, ecco. È minimo e sappiamo di fare la differenza. Chi ascolta Radio Libertà cerca la differenza sia nelle notizie che lanciamo e sia nella musica. È il modo più facile di comunicare, fare musica, e si scopre un universo, un sottobosco profumatissimo, quello degli artisti indipendenti. Bellissimo, bellissimo. Francesco, chiaramente io la prima volta che andrò all'Esselunga di Viale Papignano ricorderò che c'è la tua ma dobbiamo metterci a cantare questa canzone, esatto, e magari esatto. si trova lo sponsor, magari, scusa, proviamo. No, potrebbe essere un'idea. Grazie, Esatto. Francesco Biff, Grazie, cercatelo. A prestissimo. Grazie a te e ai radioascoltatori, buona giornata. Ciao, Grazie. buona giornata. Bravo Francesco Biff, molto originale, e ripeto, se frequentate l'Esselunga di Viale Papignano bisogna raccontargliela questa canzone. Una manciata di minuti alle 11:30. La notizia che ha sconvolto a proposito di Milano è in apertura su tutti i siti. Urbanistica a Milano, chiesto l'arresto del re del mattone Manfredi Catella e dell'assessore Tancredi, perquisizioni in corso a Palazzo Marino. L'immobiliarista presidente di Coma è accusato di corruzione. In 6 sentiti la prossima settimana dal GIP Fiorentini, che deciderà sulla misura cautelare, tra gli indagati anche Boeri. Questa è l'apertura del sito del Corriere, ma anche su Repubblica spadroneggia questa terribile notizia. Milano, perquisizioni in comune. L'accusa: incontrollata espansione edilizia. Chiesto l'arresto dell'assessore Tancredi e del costruttore Catella. Boeri indagato. Subito appare il ritratto del re del mattone che ha ridisegnato lo skyline di Milano, e poi l'assessore, l'architetto prestato alla politica, regista dell'urbanistica. Sì. WhatsApp minimo, lo sapete, il collegamento quotidiano con gli ascoltatori è attraverso la linea telefonica 02 9294 7222, lo ripeto per chi si è appena sintonizzato, chiamate 02 9294 7222 per entrare in diretta senza filtri né censura, ma ancora più veloce è il messaggio WhatsApp, e il nostro numero è 340 67 09 659, ripeto 340 67 09 659. Ce n'è tanti da leggere. C'è il nostro amico Manzoni che mi richiede il titolo di questa canzone supermercato, si intitola La S, scritto S, dei single Francesco Biff. E Manzoni giustamente ha la lacrimuccia, perché lui adesso vive lontano, ma a Milano ci ha vissuto, e come. Ci fermiamo un attimo, c'è la pausa, c'è la pubblicità e poi nuovamente musica intelligente, voglio aggiungere, oltre che indipendente, con la nuova canzone di Shoek, Shoek. Questo si è salvato dall'inferno grazie alla fede. Sì, ha fatto Christian music per anni, cantando in piazza, predicando in piazza. L'ho visto anche in Piazza Duomo tempo fa. Oggi Thomas Valsecchi, rapper, canta l'amore. Stiamo lì, non cambiamo frequenza, pochi minuti e arriva la nuova canzone di Shek. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno. Io questa mattina devo parlarvi anche del nostro GastroFree. GastroFree che cos'è? Un prodotto straordinario, è un integratore alimentare. In azienda ne risponde la Miriam.
è un prodotto alla bava di lumaca, è un prodotto che serve e va molto bene, non è un medicinale, non ha controindicazioni, però per tutti coloro che soffrono di reflusso gastroesofageo, gonfiore, bruciore di stomaco, cattiva digestione, pancia gonfia. È alla bava di lumaca, non è che però tu ciucci le lumache, è una formulazione dove è presente la mucopolisaccaride. Allora, è un prodotto che ci sta dando tante soddisfazioni, specialmente a chi ha bruciore di stomaco, ripeto, il reflusso gastroesofageo, ma ho mangiato una foglia di insalata e mi sembra di aver mangiato un rinoceronte. Tu prima di un pasto o dopo un pasto prendi un cucchiaino di Gastro Free, è straordinario. L'offerta è importante, 3 flaconi a casa tua, 59 euro. Il trasporto non lo pagate. Stamattina per le amiche, per gli amici c'è anche un omaggio che non vi dico cos'è, perché quando faccio un regalo mica lo dico prima, cioè che regalo è? Ti regalo cosa? No, non è la lista notte, vi faccio un bellissimo regalo, 59 euro, ma provatelo. Provate Gastro Free, un integratore alla bava di lumaca di cui noi siamo distributori unici per tutta l'Italia. Per ordinarlo 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com sezione integratori, e secondo me potreste trovare, come migliaia di famiglie in questi anni, un grosso beneficio. Provatelo, chiedete informazioni qui in questa camicia, domandare lecito, e rispondere è solo cortesia. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Hola, te llamaba a esta hora porque no pude llamarte antes. Estuve trabajando todo el día. ¿Cómo estuvo tu día? ¿No estuvo tu día? Oye mami, si por ahí te dicen que todavía te amo, es mentira. È notte fonda e sono ancora qua ad aspettare cose, chi lo sa. Ma forse ancora un tuo messaggio, forse un assaggio, forse un miraggio. E non ho perso mai la volontà, anche se so che qui si perderà. Di questa vita sono ostaggio, un lungo viaggio, ci vuol coraggio. E che profumo, poi c'ha l'amore, sulla tua pelle sento il sapore. Si spegne il sole, accendi il cuore, si fa l'amore senza rumore. La mia preghiera, la mia poesia, l'ho scritta andando sulla mia via. E scusa baby ma vado via, ma qui ti lascio la nostalgia. Mi siedo con te, ti parlo di me, cercando il perché nel mezzo dei sé. Dimmi che c'è, la notte con me, facciamo le 3, leggi son fake. I giochi sono fatti quando lo decidi tu, ma chiudi gli occhi baby, apri e non ci sono più. Tu scrivi che io torno a casa e ti rispondo, adesso sono a fare a pugni con il mondo. Non aspettarmi in piedi, è meglio che ti siedi. Mi sono perso tra la nebbia fitta dei pensieri. È sorto il giorno e sono ancora qua, lottando contro i forse tutti i ma che vanno contro questa mia realtà. Io voglio verità ed Dio lo sa. Non ho la cura e tu sei malattia, e se ho paura è perché vai via. E il futuro veste di utopia, ma ovunque andrai tu sai sei mia. Dammi uno sguardo, mi basta per giorni. Non dirmi se vai, però dimmi se torni. Tu sei un desiderio e sei tra i bisogni, e se non ti trovo ti cerco nei sogni. E che profumo, poi c'ha l'amore, sulla tua pelle sento il sapore. Si spegne il sole, si accende il cuore, si fa l'amore, si fa rumore. E vivo la vita come mi prende, regalo emozioni, male me le vende, li sparo da tempo male, non si arrende la vita, ti ascolti a domani, non sente. Sbagli e ti tratta come un pazzo e delinquente, per questo io non voglio niente da
questa gente. Tu scrivi che io torno a casa e ti rispondo. Adesso sono a fare a pugni con il mondo. Non aspettarmi in piedi, è meglio che ti siedi. Mi sono perso tra la nebbia fitta dei pensieri. Yo fue algo pesado, pero no es nada, estoy bien, bien, ya te dejo descansar. Descansa, adiós, te amo. E che profumo poi c'ha l'amore. Sulla tua pelle sento il sapore. Si spegne il sole, accende il cuore. Si fa l'amore senza rumore. La mia preghiera, la mia poesia, l'ho scritta andando sulla mia via. E scusa baby ma vado via, ma qui ti lascio la nostalgia. E se mi lasci crollare nel fondo, tu che mi parli ma io non rispondo. Io che mi perdo in un solo secondo, alzo lo sguardo e non mi confondo. Esco un po' qua fuori, faccio un giro che è un bel giorno. E tu baby non soffrire se poi vedi che non torno. Tu scrivi che io torno a casa e ti rispondo. Adesso sono a fare a pugni con il mondo. Non aspettarmi in piedi, è meglio che ti siedi. Mi sono perso tra la nebbia fitta dei pensieri. È tornato Shoek, S-H-O-E-K, con una nuova canzone che si chiama La Nostalgia. Dicevamo che questo ragazzo si è salvato dall'inferno grazie alla fede, cantando Gesù. Un bel coraggio di questi tempi, si parla soltanto di Allah, di Maometto, di islamici qua che ti bussano alla porta, ti citofonano. Oggi Thomas Valsecchi, così si chiama in realtà Shoek, è un rapper che canta anche l'amore. Lo trovate su tutti gli store digitali, ma anche in un bel video, La Nostalgia di Shoek. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E intanto Milano trema, la notizia di questa mattina è chiesto l'arresto dell'assessore Tancredi e dell'imprenditore Catella, pezzi grossi del Milano, importante delle costruzioni. Sono in atto perquisizioni all'interno del comune di Milano. Per entrambi chiesti domiciliari nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza sulla gestione urbanistica, indagato anche Stefano Boeri. L'ultimissima notizia battuta mezz'ora fa da tutte le agenzie e tutti i siti internet aprono con questa notizia. WhatsApp certamente, grazie a chi ci scrive al 3406709659. Sentiamo cosa dice il compagnuccio Beppe Sala, scrive Davide che va lo spiritoso. Certo, qualcosa dovrà dire, ma era nell'aria forse da un po' di tempo. Che ne pensate? Questa von der Leyen è peggio del Trump dei dazi. È vero, ne avete parlato questa mattina anche con Giulio Cainarca, che ha intervistato pezzi grossi della Lega. La Meloni è meglio che un'altra volta si astenga, ma ultimamente la vediamo molto confusa anche nelle foto. È confusa nelle foto la Meloni. Mandate ad aiutarla il vice premier Salvini e magari Vannacci. Tornano gli agricoltori belgi nelle piazze, sì, e oggi su Libero, l'unico giornale che dedica spazio in prima pagina a questa cosa, chiaramente si ha paura, la filiera già è un casino con gli aumenti dei prezzi. Avete presente nei supermercati cosa ne è successo, cosa non è successo in questi mesi. Se adesso arrivassero anche i dazi al 30%, è veramente la fine? Tranquilli, non arriveranno. Intanto però arrivano WhatsApp, anche audio. Cosa dirà questo? Proviamo a tirare sul cursore e sentiamo, proviamo. Ciao Sammy. Ciao. No, una cosa al volo, una battutina. Avrà saltato la sicurezza, ma perlomeno non gli hanno trovato in tasca dei profumi. Si ride. La mia considerazione è che se il governo adottasse questa strategia, quindi di fare più spesso, magari incominciare a fare un tavolo Cainarca, Cambi e Borghi Aquilini e magari qualcun altro per le decisioni, sicuramente tireremmo fuori il paese da questa falda dove siamo.
ammesso che ci sia qualcuno che ci seguirà. Parole sante, se vi siete persi la trasmissione di Giulio Cainarca di cui parlavo prima con un pezzo grosso come Borghi Aquilini, la trovate sul sito radiolibertà.net cliccando podcast o semplicemente su Facebook e YouTube cercando Radio Libertà. Certamente non mancano le notizie. Luca Zingaretti e il video sulla moglie di Urso, salta la fila con la scorta all'aeroporto di Fiumicino. Il ministro decide la sicurezza, mi spiace. È successo ieri mattina all'imbarco per il volo diretto ad Olbia. Decine di migliaia di commenti sui social pro e contro le immagini postate dall'attore regista fratello di Nicola, europarlamentare Dem. E facciamo polemica anche su questo, ma sì, estate, no, la facciamo e come? A proposito di Costituzione, non sarebbe il caso di abolire quella parte dell'articolo 117 laddove dice la potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali? Abbastanza, rispondo io, abbastanza. C'è un altro audio, sentiamo cosa dice questo. Buongiorno, sono Giovanni. Voilà. L'assorbe il mercato interno, no? La Spagna, l'Italia, la Francia, eccetera, consumano di più e quindi tutto si risolve nel meglio. Peccato una cosa, che la mia pensione, il mio stipendio, eccetera, non mi consentono di consumare di più. E non ci saranno aumenti, non ci saranno prebende perché io possa consumare di più. Quindi non sarei così tranquillo. Buongiorno, grazie. Grazie, bella meditazione, purtroppo amara. Cesare, reimmigration without pay taxation. Che lingua stai a parlare? Dico io. Luca da Brescia, buongiorno anche a te. Un altro audio sul cursore. Buongiorno Carlo. Quindi, dopo tutto quello che ci ha detto Carlo, ci ha raccontato sull'Ucraina, che la Polonia non può più vedere gli ucraini, che gli agricoltori ucraini portano il grano sotto costo in Europa, noi italiani stiamo finanziando l'agricoltura ucraina, però compreranno le macchine italiane. Fantastico, c'è una cosa, cazzo, ma ditelo questo qua, basta, se voi volete stare in Europa dovete pagare le tasse come gli europei, dovete avere la giustizia che funziona, il paese più corrotto del mondo è l'Ucraina. Che barzelletta. Capito perché si arrabbiano gli agricoltori? Magari qualche motivetto. È vero. È possibile avere il contatto con Carlo Cambi? O basta cercarlo su internet, ragazzi, anche semplicemente su Facebook, e salta fuori facilmente. Perché non affittiamo un po' di reclutatori ucraini per acchiappare gli scippatori in Italia? Zitto, che oggi la stampa anticipa l'ultimo sondaggio, che ha chiesto se gli italiani vogliono andare a combattere. Cioè ci manca solo questo, ragazzi, che dobbiamo andare anche a combattere, e un po' di italiani hanno detto sì, mandiamo gli immigrati. Questa è una bella battuta. No, eravamo molto seri. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Grazie a tutti coloro che ci scrivono, che ci fanno i complimenti, anche per gli artisti indipendenti che trasmettiamo ogni mezz'ora. Ricordate che scrivendo a sammy.varin@radiolibertà.net avete anche voi accesso alla nostra radio, certo, e se scrivete, siete autori di libri, se ballate, ballerini, o se fate qualunque sport che secondo voi è bello, sarebbe bello parlarne in radio, se cantate, se siete registi, noi qui vi diamo spazio. Se avete qualcosa da dire e avete il coraggio di dirlo, scrivete una mail a sammy.varin@radiolibertà.net o cercate Radio Libertà su Facebook e su tutti i social, perché qui lo spazio per voi indipendenti c'è, e come se c'è. Così come c'è lo spazio per Segui la Lega, gli appuntamenti da non scordare targati Lega. Oggi è mercoledì e avremo anche quelli
in tutta Italia, con le feste e le sagre gnam gnam mangerecce. Intorno alle 12:10, 12:15 ci sarà è tutto un magna magna, ma adesso giustamente la Lega con Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, è in Sardegna. Arriva venerdì, questo venerdì 18 luglio alle ore 11 a San Teodoro. Visiterà la casa di Baia Salinedda, struttura sequestrata alla criminalità e affidata all'associazione Bambini Cerebrolesi. Ore 11 nella splendida San Teodoro. Alle 17:30 di venerdì 18 luglio Alessandra Locatelli incontrerà il pubblico con le associazioni e le famiglie presso l'aula del Consiglio Comunale a San Teodoro, via Molise numero 11. Arriva la Lumbar Fest, eccola qua, arriva anche sulla stampa locale ed è bellissimo chiaramente quando la Lega trova spazio nella stampa locale, soprattutto perché alla fin fine è territorio. Gli eventi targati Lega parlano di territorio e si trovano nel bellissimo territorio, in questo caso a Imbersago. La Lumbar Fest si sposta a Imbersago, ospite d'onore Matteo Salvini, scrive il sito di Lecco Notizie, e tra poco vi dico gli ospiti. Intanto però tra gli appuntamenti da non scordare c'è l'anguriata questo venerdì 18 luglio. La Lega veramente ci sta prendendo per la fame, anguriata della Lega a Milano, col caldo che fa sono previsti ulteriori gradi in più. Questo venerdì 18 luglio ore 18:15 per chi resta a casa, Villaggio dei Fiori, via dei Gigli, via degli Oleandri, Lega per Salvini Premier, a mangiare l'anguria insieme e chiaramente ci sarà anche qualcosetta da commentare viste le ultimissime notizie da Milano. Sempre a Milano la Lega vi invita a mangiare la pizza. Giovedì l'altro, 24 luglio, ore 20, presso lo Smeraldo, via Ettore Ponti 53 a Milano. Bella idea, una serata con la Lega per parlare di Milano e del futuro candidato sindaco. Di questi tempi è importante mettere sul tavolo qualcuno. Giovedì 24 luglio, dicevo, ore 20, pizzeria Lo Smeraldo, via Ettore Ponti 53 Milano. La pizza con la Lega. Roberto Vannacci è questa sera a San Benedetto del Tronto. Se siete in zona, se avete parenti o amici nelle Marche, si sa, si va a votare in regione nei prossimi mesi. L'Europa e le Marche che vogliamo. Incontro con il generale Roberto Vannacci. Oggi, mercoledì 16 luglio, ore 19, San Benedetto del Tronto, viale Oleandri numero 1. Con lui alcuni big della Lega come Giorgia Latini e i responsabili locali della politica, vice segretario e parlamentare europeo della Lega, autore del bestseller Il mondo al contrario, il generale Vannacci, ore 19, oggi mercoledì 16 luglio, e a San Benedetto del Tronto. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega ci portano anche in quel di Lucca, Toscana, mercoledì, ma il 23 di luglio alle ore 18, Sala del Trono, Palazzo Ducale, Piazza Napoleone, Lucca. Stop alle maxi ASL regionali, la sanità ai territori e alle comunità. Fallimento, referendum, riforma del sistema sanitario toscano, tutta la buona politica della Lega e non soltanto in quel di Lucca, mercoledì 23 luglio ore 18, spargete la voce. Luca Baroncini, Massimiliano Baldini, Giovanni Galli, Massimo Fagnani e tanti altri responsabili territoriali per parlare del futuro di Lucca e della Toscana. Tra poco gli appuntamenti da non scordare con feste e sagre in tutta Italia. Attenzione perché sono usciti i volantini dello Spiedo Padano. Domenica 14 settembre ore 12. Cominciamolo a mettere in calendario. Presso il ristorante birreria La Loggia, via Salvella 18, Rovato Brescia, arriva il 10° Spiedo
padano. Saranno presenti esponenti politici della Lega con cui chiacchierare, confrontarsi durante la manifestazione, ma soprattutto con 25 euro l'aperitivo, lo spiedo con polenta, le patatine, caffè, dolce, acqua e vino, e i bambini non pagano niente. Così, tanto per dire, è vero, è una bella storia. Appuntamenti da non scordare, parlando di animali, c'è Manfredi Potenti col suo tour a sostegno degli animali. È passato da Napoli il 14 luglio, ma il 20 luglio, questo 20 luglio, sarà la festa della Lega di Imbersago, Lecco, area feste, via Resegone, per il Lombard Dog. Ve ne parlo tra poco. 5 settembre ore 16:30 inaugurerà la sede del progetto Serena presso Gazzo Veronese, Verona, via Manzoni 16. Anche qui si porta avanti una buona politica in favore degli animali, targata Lega. Festa della Lega Romagna a Cervia, 31 luglio, ore 21, arriva Salvini. Festa della Lega Romagna a Cervia, da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto, Torre San Michele, piazza Manfei. Si mangia e a partire dalle ore 21 arrivano i politici locali. 31 luglio ore 21, Matteo Salvini. Scendo, vabbè, i gadget di Pontida, ragazzi, c'è un sole incredibile, ma chi lo sa che tempo ci sarà il 21 di settembre sul Sacro Pratone? È da tanto che non facciamo i fanghi, e come ben sapete il fango di Pontida è curativo, io me lo metto in faccia e divento bello. Chiaro che se dovesse piovere, eccoli qua, gli ombrellini con scritto Radio Libertà. Uno dei tanti gadget che avremo allo stand di Radio Libertà domenica 21 settembre, quando da tutta Italia arriverete sul Sacro Pratone per ascoltare la politica in versione autunno-inverno. Non ci sono solo gli ombrellini, ombrellini, ci sono anche gli orologi firmati dallo staff di Radio Libertà. Chi ci guarda in radiovisione lo può già vedere. Leggo la firma di Giulio Cainarca, Sammy Varin, ma anche del nostro direttore Sallusti, del Beppe che si occupa del sito radiolibertà.net, di Vincent. Pian piano stanno fiorendo le firme di tutto lo staff. Di questi orologi ce ne sono soltanto 2. Sappiatelo. Quindi non pensate che ve lo diamo per 5 euro, anche perché sono quelli grossi, da parete. Chiaramente al miglior offerente, chi ci darà un contributo volontario molto sostanzioso, questa è roba da collezione. L'orologio marchiato Radio Libertà con le firme di tutto lo staff. Ce ne sono solo 2 esemplari, vi avviso. Di questo ce ne sono un po' di più. L'orologio a bottiglia, anche qui marchiato Radio Libertà, presso fusione, fatta in alta montagna, una roba di classe, ma soprattutto da collezione, da mettere in taverna, da far vedere a quelli che vengono a cena. Guarda un po' che roba. Veramente, sembra finto, invece è vero. Orologio a bottiglia di Radio Libertà, quanti ne avremo? Forse una ventina, non di più. Chiaramente anche questo oggetto da collezione per un sostegno volontario alla nostra emittente. Se non potete venire a Pontida il 21 di settembre, delegate qualcuno, amici, parenti, un figlio, un nipote, ce l'avrete. Se non ce l'avete, avete sicuramente qualche amico all'interno della Lega che può prendere il pullman e venire sul Sacro Pratone. Gli dite: passa dallo stand di Radio Libertà e prendi questo gadget, quell'altro gadget. Non aspettate le 3 del pomeriggio, perché alle 3 del pomeriggio normalmente non ce ne sono più. Le mutande andranno via subito, e queste sono mutande da donna, inquadrate in questo momento, ma ci sono anche quelle da uomo. In un apposito stand per provarle, noi non guardiamo, promettiamo, in distribuzione limitatissima, le mutande con scritto Libertà.
anche questi esemplari unici, e chi sarà furbo arriverà presto o comunque se lo porterà a casa. Ci sono altri gadget, certo, i portachiavi in legnetto bruciacchiato nel camino di Calderoli con l'effigie di Sammy Varin, forse ce ne saranno 10 quest'anno, non di più, e voglio fare una roba difficile, ma gli altri ci avranno scritto Radio Libertà. Portachiavi piccini picciò che ci stanno tranquillamente in tutte le tasche e per tutte le casse. Penso che basteranno 5 euro di sostegno volontario, che ne pensate? Certo, ci vediamo a Pontida, ci saranno altri gadget a sorpresa, non posso fare qui il venditore ambulante, ma vi assicuro ci saranno cose molto a sorpresa, grazie al nostro Marco Grimolti, neo segretario della Lega locale, che ci dà modo di inventarsi anche questo, che fai vedere. Siamo ancora qui a chiederci che cos'è. Un ventilatore a mano con scritto Radio Libertà. Sembra una cosa da mangiare, croccante, invece è proprio un ventilatore. Se a Pontida dovesse fare caldo, compri questo coso, picciu, schiacci e ti fai fresco. Io me ne vergogno un po', ma vi assicuro, appena l'hanno visto in redazione lo vogliono tutti. E non so, sono completamente impazziti. Sto per andarmene, certo, vi ho parlato di Pontida il 21 di settembre, ma ci sono prima altre festone che meritano assolutamente di essere nominate, come quella di Spino d'Adda, che parte venerdì 19 luglio, ore 19:30, festa della Lega con ospitoni della miseria, ma davvero da tutta Italia arriva lì la Lega, quella importante. A Pontida, altra festa della Lega, dal 17 al 20 luglio, ogni sera alle ore 19, anche qui ospitoni. Matteo Salvini arriva domenica 20 luglio. Vi dicevo prima, nella festa di Spino d'Adda, Matteo Salvini arriverà invece questo venerdì 18 luglio. Non è finita, ragazzi, che fatica la vita, non ne vale la pena. Lombard, vi dicevo prima, a Imbersago, Lecco, dal 18 al 20 luglio si parte questo venerdì con la Lega locale, ma anche con Nicola Molteni, che è di casa, ma lui è sottosegretario agli interni. Sabato, Daniele Butti, Zofili, Cecchetti, Toccalini, Alessandra Locatelli e Matteo Salvini, sabato sera alla Lombard Fest Imbersago, Lecco. Domenica, come vi dicevo, l'intervento del senatore Manfredi Potenti, perché alle 9:30 ci sarà il Lombard Dog Show, sfilata di cani meticci e di razza. Evento organizzato e gestito da Deborah Piazza, capo dipartimento Regione Lombardia, tutela del benessere degli animali, Lega Salvini Premier, domenica 20 luglio, ore 12:30, con l'intervento del senatore Manfredi Potenti, che vi illustra le ultime novità in fatto di animalismo, di animali, da parte della Lega. La sera di domenica, Alessandro Corbetta, Andrea Crippa, Silvia Sardone, Massimiliano Romeo, ospiti che girano la Lombard Fest, ma anche negli altri eventi targati Lega di questo weekend. Chiaramente, signori, non dovete perdervi le feste della Lega, che ci danno un po' di refrigerio in questo caldo politico afoso, direi, e soprattutto si parla di territorio e le vostre proteste possono diventare davvero proposte politiche. Ci fermiamo certamente ringraziando Simone in regia, ma non me ne vado da nessuna parte. 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, torno tra di voi, perché oltre agli eventi targati Lega ci sono feste e sagre in tutta Italia che voglio ricordarvi, proprio per farvi muovere un po' il culo. Non state mica sempre lì seduti sul divano. A tra poco. Avete ascoltato Potere al Popolo.